Rino Gattuso che mangia una lumaca perché gli avevano promesso da Maldini a tutto il resto della squadra 10.000 euro in contanti che lui non avrebbe tenuto per sé ma avrebbe diviso ai 5 fisioterapisti. Era ed è Rino Gattuso, non pensava soltanto a se stesso, lui girava con un sacchetto prima di Natale e si faceva dare 100, 200, 500 euro dai compagni di squadra per darli ai medici magazzinieri, a coloro i quali vivevano e vivono di stipendio. E quindi lui si mangiò una lumaca viva, è tirata fuori dal guscio e si allenò. Ronaldinho, storie su di lui, sul fatto che arrivasse a volte in allenamento un po' brillo, storie legate a Ibrahimovic, ce ne tante relative a Pioli, ma Paolo Maldini, così come Roberto De Zerbi, che rubavano le piccole auto dentro il parco di Milanello perché non sapevano guidare, andavano in giro un po' per le vie di Milanello e si schiantavano nelle siepi. Tante storie belle, tante storie romantiche, alcune anche un po' da libro cuore, alcune che fanno venire un po' il nodo in gola, come quelle relative a Davide Astori, che ha vissuto dentro il centro sportivo di Milanello, però c'è qualcosa anche di Catania, perché tutto sommato ci sono tanti personaggi come Vincenzo Montella che sono passati da lì, come Roberto De Zerbi che è molto legato alla nostra terra, c'è tanto di Sicilia, come Francesco Cocco con le origini di Paternò che ricorda sempre e che è stato un gran terzino del Milan, insomma c'è qualcosa anche della nostra terra da quelle parti.